Racconti sardi di Grazia Deledda. Ancora magie. Zio Salvatore, il nostro vecchio fattore, cominciò. Figlioli miei, io non sono stato sempre agricoltore. Ero nato per diventare qualcosa di grande, prete almeno, ma i casi e l'estrema povertà della mia buona mamma non lo permisero. Tuttavia, durante la mia fanciullezza, feci il sagrestano nella nostra chiesetta di San Giuliano e solo allorché smessa ogni vocazione religiosa, pensai di ammogliarmi, mi scossi via il profumo d'incenso e di cera che esalava dalle mie vesti e, vestitemi le ghette, mi posi a lavorare la terra. Sentite dunque. Era l'ultimo anno della mia segrestania e ne contavo già 22. Una sera di novembre, all'imbrunire, me ne stavo seduto al di fuori della nostra casetta, sul carro di un vicino, e guardavo in fondo alla via. Siccome faceva freddo, nessuno si degnava tenermi compagnia, e anch'io, certo, se non fossi stato spinto da un forte motivo, non sarei rimasto là. Vedevo i monti, già coperti di neve, tutti velati di nebbia. Sentivo giù dal cielo fosco stillare un'umidità gelata che trapassava il mio cappotto, e il vento freddo mi imporporava il naso. Eppure non mi muovevo. Il campanile nero di San Giuliano, facendo di tanto in tanto capolino fra la nebbia e le tinte fosche dell'imbrunire, mi avvertiva esser l'ora di recarmi a sonar l'ave. Eppure io restavo là, duro, stecchito, immemore del mio dovere. Ciò che più mi tentava era l'allegro schioppettare del fuoco, dentro, nella nostra cucinetta calda, ove mamma preparava un buon minestrone di fagioli con cavoli, un vero lusso, sapete, aizzando ogni tanto con la sua voce tremula l'asinello che funzionava ancora, monotono e lento, intorno alla macina in un angolo della cucina. Guardavo ogni tanto il tetto basso e umido che fumava e il pensiero del buon fuoco accresceva il mio freddo. Pure non mi muovevo, come fossi incantato. Ah sì, ero proprio incantato. Un'ora prima, all'uscita della novena, Grazia Rosa mi aveva detto con mistero: «Compare Batò, devo parlarvi. Attendetemi fra un'ora davanti a casa vostra». Grazia Rosa parlarmi, darmi un convegno. Era una cosa che io non sognavo neppure, perché dovete sapere che, innamorato pazzo di lei non mi aveva mai voluto ascoltare. Anzi, mi derideva chiamandomi compare Campanile. Come soffrivo, Dio santo! Grazia Rosa si credeva un granché perché serviva in casa del sindaco, il più ricco signore del paese, e accompagnava la padroncina donna Daniela a passeggio. Era una bella ragazza, Grazia Rosa, con gli occhi verdi, e io ne andavo pazzo. Ma lei non mi dava uno sguardo, anzi, pretendeva di maritarsi con un signore. Figuratevi però, che signore! Uno che avesse pantaloni, ecco, tal che io, esasperato, quando lo seppi, le cantai persino sotto la sua finestra una canzone infame. Teracaschi signoras boscheries. Essa minacciò di farmi bastonare da suo fratello. Io stavo per farle comporre una poesia scandalosa da un poeta che scriveva così canzoni per l'uno e per l'altro mediante la ricompensa di 7 pezzas, allorché mi diede il convegno, con buona grazia e chiamandomi insolitamente col mio vero nome. Ecco perché io che, ben potete figurarvi, l'amavo sempre, me ne stavo quella sera al fresco, trangugiandomi la nebbia e col naso rosso. Come Dio volle, Grazia Rosa arrivò. Ritornava dalla fonte, le mani avvolte nel grembiale e il viso livido dal freddo. Appena la vidi mi alzai di scatto e le andai incontro palpitando e mormorando. «Che diavolo, vi attendo da 2 ore, sapete, e ho da suonar l'ave!» Un sorriso beffardo le increspò le labbra. Depose l'anfora su un muricciuolo e mi rispose, guardandosi attorno. «Altro che ave, compare mio, si tratta di scudi. Volete guadagnarvene 20?» La fissai bene e pensai: a che vuol concludere? Anch'io mi guardai attorno, ricordandomi la sua minaccia e dubitando che il fratello fosse là dietro il muro, ma non vidi nessuno.
Solo a 20 passi la mia casetta nera, fra la nebbia invadente e il crosciare minimo della nostra macina mossa dall'asinello. Grazia-Rosa si accorse della mia, stavo per dire, paura. «Su», disse facendosi seria, «non state a fare il matto. Non ho tempo da perdere. Ditemi se volete guadagnarvi 20 scudi». Assicuratomi che parlava sul serio, e visto che potevo fare il galante senza correre alcun pericolo, cominciai a far gli occhi languidi imbambolati e risposi: «Comare Grazia-Ro, se dite davvero, e se si tratta di farvi un piacere, parlate pure subito. Già lo sapete, io sono pronto a gettarmi nel fuoco per voi. Purché mi vogliate un po' di bene, io senz'altra ricompensa vado all'inferno». «Uff!» esclamò la ragazza fissandomi. «Siete un fanfarone. E non che andare all'inferno, ma scommetto che non mi farete punto il piacere che vi chiedo, che è poi per altri. Vi sono 100 lire per me e 100 per voi, senza contare l'amore che d'ora innanzi vi porterò». Queste ultime parole mi entusiasmarono tanto che, non sapendo come meglio ringraziare Grazia-Rosa, cercai farle qualche carezza, sembrandomi già di aver qualche diritto su di lei. Ma essa diede indietro dicendo: «Abbasso le mani, compà, o vi piglio a schiaffi, uè». Brutto prologo del suo promesso amore. Siccome la notte avanzava e il vento strideva più forte fra la nebbia, Grazia-Rosa proseguì: «Stanotte di certo la padrona mi manda via. E donna è da perdonarmi. Dunque facciamo presto. Prima però di dirvi di che si tratta, bisogna mi giuriate che non svelerete mai nulla, acconsentiate o no, né che mai pronunzierete il nome mio se narrate questo fatto». Io, appunto perché sapevo che avrei fatto il contrario, conoscendo bene il mio carattere, proferii i più orribili giuramenti. Allora Grazia-Rosa, a voce sommessa, mi fe noto ciò che voleva. Era qualcosa di orrendo per me. Si trattava niente di meno che di darle, mediante la sopradetta ricompensa di 20 scudi e il suo futuro amore, un po' di olio santo. Diventai pallido nel pensare che mi credevano capace di tanto. Tremai tutto allorché sentii che l'olio santo doveva servire per una magia. Ma per quante preghiere facessi, Grazia-Rosa non volle dirmi che sorta di magia fosse e per chi servisse. Naturalmente negai, con orrore e terrore, compiere questo sacrilegio, per quanto mi tentasse sempre la strana promessa dell'amore di Grazia-Rosa e un pochino anche i 100 franchi. Oh, avere 100 franchi e saldare con essi l'unico debito che aveva la mamma sin dal tempo in cui era morto il babbo. 100 franchi. Erano per me un sogno, grande quanto quelli che mi dava la disperata passione per Grazia-Rosa. Ma averli a quel prezzo. Prima mi fossero piombati 100 fulmini. Avrei ucciso meglio un uomo. E lo dissi francamente alla ragazza. «Vedete, avevo ragione io. E dicevate di andare all'inferno. Oh, chiedetemi tutto ciò che volete, ditemi di fare qualunque altro delitto e lo farò per voi. Ma questo no, no, no». Dopo lunga contesa, Grazia-Rosa se ne andò via pestando i piedi, ed io rimasi come un sonnambulo, là, a occhi aperti senza veder nulla, con tanto di naso rosso fra la nebbia, chiedendomi se tutto non era una visione. Quella sera a San Giuliano non si suonò punto l'ave, ed io non presi alcun gusto al minestrone di fagioli preparato dalla mamma, la quale mi disse: «Sei malato», e volle farmi bere del latte caldo per farmi sudare. Circa un mese dopo, causa un gran temporale, rovinò il tetto a una casa vicina alla chiesa. La sventura volle che quella casa fosse appunto quella del nostro creditore, che, povero come noi, ci scongiurò a pagarlo alla fine, dopo tanti e tanti anni. Non avevamo neppure 10 franchi disponibili, sicché pregammo tanto il nostro creditore ad avere pazienza. Ma come poteva pazientare quel povero diavolo con la casa scoperta? E in inverno? In breve, citò la mamma. Fu quella una brutta giornata per noi, che non sapevamo neanche di che colore fosse l'usciere, che non avevamo mai posto piede neppure come testimoni in un tribunale.
Ci sembrò una infamia, un'onta, tanto più che sapevamo di non poter assolutamente pagare. San Giuliano mio, cercai ogni pertugio, pregai tutti, ma ahimè, se ora il denaro è morto, allora era moribondo, e non trovai un'anima che mi prestasse 100 franchi. Bisognava dunque rassegnarci a lasciar fare spese e metterci all'asta le masserizie. Fra tanta disperazione, una notte mi ricordai i 100 franchi di Grazia-Rosa e, ve lo confesso, ero così desolato e disperato che per un momento ebbi il sacrilego pensiero di dare l'olio santo. Ripensai a che poteva servire e ricordandomi che avevo sentito dire esservi certi signori che, non credendo più in Dio e nei santi, per fare uno sfregio alla nostra santissima religione, usano battezzare asini, cani e simili animali, parodiando in orribile modo il battesimo e adoprando il vero olio e acqua santa, mi sentii rizzare i capelli e mi chiesi come mai per un solo minuto avevo deliberato di dar mano a questa perdizione. Ma il pensiero del nostro malanno incalzava sempre più tenace e il demonio mi assaliva da ogni parte. Oramai l'idea dei 100 franchi di Grazia-Rosa non ricordavo punto la promessa del suo amore e delle nostre povere masserizie poste all'asta in pubblica piazza, onta e ludibrio estremo, mi si confondevano così nella mente che mi posi fervorosamente a pregare per scacciare la tentazione. San Giuliano mio, aiutatemi voi o sono perduto. Ma invano, invano. Quella notte il mio patrono doveva esser sordo o non udiva le mie preghiere, causa il forte soffiare del vento. Fatto sta che il demonio mi vinceva e nulla valeva a scacciarlo. All'alba ero ancora sveglio, lottando sempre contro quell'orrendo pensiero. Alla fine mi rivolsi a Santa Barbara, che era la santa della mia povera mamma, e la pregai tanto tanto di salvarmi, se non per i miei meriti, per misericordia di quella buona vecchia di mia madre, che mi esaudì. Ne son certo, è stata lei, Santa Barbara, a salvarmi, a ispirarmi, ad aiutarmi. Zio Salvatore qui ci fece un lungo sermone che vi risparmio per quanto interessantissimo. Poi proseguì, noi sempre attenti e curiosi. Fatto appena giorno, mi recai in casa del sindaco e chiesto di Grazia-Rosa le dissi: «Comare Grazia-Ro, per quell'affare ho bene pensato, sapete». «Come?» disse lei spalancando gli occhi e attirandomi in un angolo remoto del cortile. «Acconsentite? Ma parlate piano». «Sì», risposi, io pure stralunando gli occhi. E siccome volevo guadagnar molto, giacché mi ci ero messo, ma sentite, lo faccio per voi, perché non posso più resistere. Se sapeste come vi amo. Se voi seguitate a fare così la crudele, io me ne muoio addirittura. Piano, compà, mormorò la serva, guardando con timore le finestre ancora chiuse dei padroni. Se vi odono, mi mandano via. A questo poi ci penseremo dopo. Ditemi, dunque. Stasera passate in casa, tornando dalla fonte. Sul tardi Grazia-Rosa infatti passò ed io le consegnai una piccola ampollina di olio. Vidi i suoi grandi occhi verdi scintillare allegramente e per poco non mi baciò. Nascosta ben bene l'ampollina, mi consegnò un biglietto da 100 lire che io, dopo molte finte cerimonie, accettai. Quella sera cominciammo a parlare d'amore e quella sera, dal campanile nero di San Giuliano, risuonò la più allegra Ave Maria che si possa immaginare. Tanto allegra che non pareva Ave Maria. Dopo qualche anno, Grazia-Rosa diventò mia moglie. Solo allora volle confidarmi il segreto dell'olio santo. Donna Daniela, la sua padroncina, che benché ricca era un tantino brutta e antipatica, innamorata da morirne di un suo cugino, bel giovine e laureato, viste riuscite inutili tutte le altre seduzioni, era ricorsa ad una famosa maga di un villaggio vicino. «Si procuri un po' d'olio santo», rispose la maga, «e ne unga la fronte del giovine mentre dorme, una notte di luna piena, a mezzanotte precisa». Grazia-Rosa, intima confidente di donna Daniela, aveva subito pensato a me, che come sagrestano potevo procurarle l'olio santo. Avuto questo,
Donna Daniela, sempre a furia di denaro e di mistero, erasi una notte di plenilunio introdotta in casa del cugino e gli aveva unto la bellissima fronte mentre egli dormiva e la mezzanotte suonava. La maga aveva detto che dopo questa operazione il cugino doveva anch'egli innamorarsi pazzamente di Daniela. E invece? Chiesi io a Grazia-Rosa. Il cugino? Invece, mi rispose lei con melanconia, non solo non se ne innamorò, ma poco di poi partì per Cagliari e sposò un'altra ragazza. Figuriamoci, esclamai dando in una gran risata. Sfido io. Quello che ti consegnai era semplice olio, che di santità non conosceva neppure il nome.